questa intervista a Don Angel Fernandez Artime, rettor maggiore dei Salesiani, diamo inizio alla rubrica del CG 28 intestata proprio Capitolo Inside. Grazie Don Angel innanzitutto per questo tempo che dedica ad ANS che cura la comunicazione del capitolo generale. Un capitolo generale a Torino e a Valdocco, una scelta occasionale o una scelta decisa con una finalità particolare? Luigi, una scelta decisa, una scelta chiara, non soltanto per dire dove possiamo andare, dove troviamo un posto, il perché. E quando 2 anni fa abbiamo cominciato a riflettere con profondità sul tema del capitolo generale, è emerso questo tema di quali salesiani per i giovani d'oggi. Subito abbiamo detto, e io ricordo ancora con grande vivacità i momenti del nostro dialogo nel Consiglio, dicendo il capitolo, se è possibile, deve viversi a Valdocco. Motivo? Perché lì siamo nati come congregazione, come carisma. Don Bosco veramente maturato dallo spirito già dal grembo di Mamma Margherita e dopo con tante situazioni della sua vita, però qui ci troviamo nello stesso cortile, accanto alla stessa casa dove hanno accolto Mamma Margherita e Don Bosco i primi ragazzi. Vuol dire il carisma è nato qui e noi siamo nati carismaticamente qui a Valdocco. Allora la domanda di quali salesiani dobbiamo essere oggi per i giovani, guardando il cortile, Palazzo Pinardi, Cappella San Francesco di Sales, Basilica di Maria Ausiliatrice e tante altre cose, soltanto guardando questo troviamo tante risposte che vanno nella linea di un grande cuore capace di amare e servire sino alla fine ai giovani. E specificatamente può dire qualcosa di più? Cosa si aspetta il Rettor Maggiore dal capitolo generale, da questi confratelli convocati e inviati per questa grande assemblea? Io devo dirvi che ho una grande speranza, aspetto tanto di questo capitolo. Prima devo riconoscere, e credetemi che tante volte nell'anno io guardo uno o un altro capitolo secondo il tema che devo riflettere. Sempre tutti i capitoli hanno servito per spingere in qualche modo la congregazione in avanti. Però questo capitolo ha 3 punti che sono molto essenziali. Uno è dire, vogliamo confermare ancora oggi e fortemente che la nostra predilezione è una predilezione per i ragazzi oggi e giovani, e tra questi più bisognosi. Vuol dire, in 2 righe diciamo lo stesso che ha detto Don Bosco 160 anni fa. Secondo, diciamo, in questo momento dove tanti dei giovani salesiani sono nativi digitali, una realtà che è molto diversa di quella che ho vissuto io 42 anni fa quando ho fatto il mio noviziato. Non è possibile pensare che un salesiano giovane d'oggi vive con il mondo di pensiero e di valori come io 40 anni fa. In quello essenziale deve essere così, però tante altre cose devono avere un modo di vivere, sentire e capire la vita diverso. Qual è questo modo? È un modo per servire di quale maniera? Per avere un cuore riscaldato per avvicinarsi ai ragazzi, versus il cercare il mio bene soltanto avere potere, un cuore che pensa con passione educativa come Don Bosco cosa fare per quelli più bisognosi, come rispondere a giovani marginati che non hanno nessuno. Queste sono le domande che un giovane salesiano d'oggi e un salesiano maturo deve farsi. E terzo, io ho una grande speranza in quale cosa? Che questo capitolo generale, assieme a quello 24esimo che è stato un grande capitolo della missione condivisa con i laici, ci aiuti a fare una vera conversione lì dove non è stata fatta ancora, e in alcuni posti non è stata fatta. Perché? Perché elementi culturali e un forte clericalismo non ha permesso
di fare questo passo in avanti dicendo insieme riusciamo a fare meglio la missione tra i giovani. Don Angel, in questo sessegno lei ha incontrato migliaia di confratelli. 13.200. Cosa attendono, secondo lei, questi confratelli da questo capitolo? Difficile la risposta, Luigi, perché immagino che tra tanti confratelli è possibile che qualcuno possa sentire che il capitolo è già molto lontano per lui. È possibile che qualcuno si trovi nel suo mondo con le sue preoccupazioni. O a volte no, a volte un confratello anziano e ammalato vive con una grande passione il presente della congregazione. Io ho trovato tanti. Però nell'insieme sono convinto che i confratelli aspettano novità, però non la novità di dire qualche cosa mai sentita, no. La novità di dire ancora oggi noi salesiani di Don Bosco per i giovani abbiamo una grande voglia di servire, di vivere con questa freschezza, con questo sogno salesiano. Io penso che i confratelli chiedono, aspettano una parola più forte sulla radicalità della nostra vita, una parola molto chiara su come formare ai salesiani d'oggi per vivere come salesiani con una grande umiltà, formati anche nella sobrietà, per esempio. Noi non possiamo essere una elite. Don Bosco non voleva una elite dei salesiani. Io sono il primo, assieme a altri sicuramente 13.000 confratelli, che aspetta questo del capitolo. E come ho detto, il dire insieme a tanti laici con una grande capacitazione, preparazione e identità salesiana, riusciremo a fare delle cose bellissime, già si stanno a fare, però nel futuro più forti ancora e più belle. Bene. Il primo capitolo generale avvenne a Lanzo nel 1887, siamo a una trentina di chilometri da Torino e i capitolari erano poco più di 20. Sono passati 143 anni, i capitolari ora sono oltre 240, quindi sono 12 volte più numerosi. I primi erano tutti italiani. Adesso provengono da 66 nazioni. Che cosa è successo in questi 143 anni? Bellissima domanda. Il primo capitolo, 23 salesiani, come tu hai detto, 2 giorni per dire a Don Bosco sì, Don Bosco andiamo avanti. Oggi la realtà è molto più ricca, diversa. Cosa è successo? Semplicemente che il carisma salesiano incarnato nella società di San Francesco di Sales non era soltanto un progetto umano di Don Bosco. Se fosse così, morto Don Bosco e i primi, finito il carisma. Grazie a Dio è un dono per la Chiesa, un dono dello Spirito. Oggi nella omelia ho parlato tanto e con vera passione di questo mettere allo Spirito come l'unico vero protagonista che possa servirsi delle nostre umili mediazioni. E allora il carisma salesiano, per grazia di Dio, oggi si trova in 134 nazioni, 90 giurisdizioni, 14.436 salesiani al giorno d'oggi. Vuol dire è un carisma che è cresciuto tantissimo. È un motivo per ringraziare a Dio, però io sempre vivo questo con un senso di responsabilità. È una opportunità per dirci portiamo con noi e nel cuore una grande responsabilità, quella responsabilità di offrire alla Chiesa il carisma salesiano con tutta la sua vitalità, freschezza e forza spirituale. Io penso che questo si aspetta di questo capitolo. E il capitolo generale, come diciamo, è dei salesiani, certo, della congregazione. Eppure a un certo punto arriveranno dei giovani, dei laici, a condividere momenti particolari del capitolo. Qual è il significato di questa loro presenza? Perché questo invito a questa partecipazione? Posso assicurarvi che non ha niente da vedere con il marketing, non ha niente da vedere con
sembrare simpatici, per niente. Abbiamo fatto questa scelta, avere una ventina di giovani quasi 2 mesi non si può, soprattutto giovani significativi. Loro hanno il suo lavoro, hanno le sue responsabilità. Allora abbiamo detto, bene, nella seconda parte, per così dire, del capitolo, vuol dire nelle ultime 3 settimane dove il tema già è maturato e si fanno i passi per fare delle scelte, è il momento dove noi vogliamo avere una settimana, una ventina di giovani di tutte le regioni del mondo e un'altra settimana 14 laici molto significativi. La finalità qual è? Quella di sentire di loro come ci offrono la sua visione e il suo modo di guardarci e di guardare la realtà salesiana e anche forti suggerimenti. Io non ho nessun dubbio che i giovani ci diranno delle cose chiare che vogliono dirci. Non ho nessun dubbio che i laici ci diranno, carissimi salesiani, viviamo già tanti momenti insieme, condividiamo tanta missione. Questo deve essere un modus vivendi per garantire l'autenticità anche carismatica della missione. E penso che abbiamo bisogno di sentire queste parole al momento dopo di dirci come vogliamo sognare i prossimi 6 anni e dopo il futuro, perché una cosa è molto, molto vera, Don Luigi. Una volta che un capitolo ha dato un passo in avanti, la congregazione su questo mai dà e darà un passo indietro. E questa è la storia di tutti i capitoli che abbiamo vissuto, specialmente parlo di quelli più conosciuti da me, dal 20 capitolo generale speciale 1972 fino ad oggi.